ma ti rendi conto quello che è successo? Sì, sì. Non sapeva cosa doveva fare, in poche parole. Con tranquillità gli ho detto sediamoci qua, parliamo un attimo e cerca di essere il più collaborativo possibile, di denunciare il fatto subito, e infatti l'ha fatto. La fuga di Roger Shota, il 34enne albanese killer di Fontana Fredda, è terminata a tarda sera ad Orsago, quando a prelevarlo dall'abitazione dell'imprenditore Angelo Ferracin, suo datore di lavoro, sono arrivati i carabinieri di Vittorio Veneto, ai quali ha raccontato di aver sparato poco prima davanti ad un bar a un suo connazionale, un parente, il 43enne Vladimir Topiana, autista per una ditta di Porcia residente a Cordenons. Shota, stravolto, ha suonato al campanello di casa di Ferracin, ammettendo quello che aveva appena fatto. È stato l'imprenditore, che il 34enne considera come un padre, a convincerlo a costituirsi e a chiamare il 112. Quali sono state le sue parole che lo hanno convinto? E niente, gli ho parlato come parlo sempre, come se fosse stato mio figlio, uguale, identico. Lui ha pianto. No, era molto era proprio triste, triste, non è che abbia pianto. Roger è stato arrestato insieme al padre Pren, di 67 anni, anche lui dipendente di Ferracin. Il delitto è il culmine di una lite furibonda di cui andranno chiarite le cause, con la vittima che ha strappato a morsi l'orecchio del papà del giovane. A quel punto il 34enne ha esploso 3 colpi che hanno raggiunto il rivale alla testa, freddandolo all'istante e lasciandolo esanime a terra, come ha raccontato un testimone. In poche parole è arrivata una macchina, si sono un po' azzuffati tra i due, quello che è sceso cosa, e poi si sono sentiti 3 colpi di pistola d'arma da fuoco e questo è rimasto lì, morto all'istante. Una scena drammatica di fronte alla quale il figlio della vittima, un 17enne, è crollato in un pianto inconsolabile. Per Ferracin una violenza inspiegabile, quella di Shota. No, veramente, non ho mai avuto nessuno neanche segnale che potesse essere violento o altro. No. Un gran lavoratore. Sì, puntuale e molto aziendalista nel senso, lui probabilmente è anche preoccupato che il giorno dopo non veniva neanche a lavorare, è venuto qua anche a dirmelo. Quasi a chiederle scusa. Sì, è un tipo così. Gli aggressori, padre e figlio, lavorano entrambi per l'impresa di costruzione di Ferracin da 3 anni. Già facevano il tipo di lavoro che io faccio e quindi erano anche già persone esperte, nel senso capaci nel loro lavoro. E cosa svolgevano? Che mansione svolgevano? Uno è uno scavatorista molto bravo e l'altro fa il caposquadra. Il padre è il caposquadra. No, lui. Per Roger e Pren Shota l'accusa è di omicidio aggravato in concorso. Prima dell'arrivo dei carabinieri, il 34enne di Sacile, padre di 2 bambini, di cui una piccola appena nata da 4 mesi, ha chiesto un favore a Ferracin. Pensava alla sua famiglia. Pensava alla sua famiglia, sì, mi ha detto che andassi a trovarla e che ha 2 bambini piccoli, ho detto quando sarà l'ora andrò. Cosa le ha chiesto? E di stare vicino ai figli, gli ho detto faccio tutto quello che è possibile.